Giulio Cavara, presidente di Federalberghi Verona. La nostra realtà nasce parecchi anni fa. Adesso dirle sinceramente l'anno preciso faccio fatica, ma è decennale, per cui risale credo già nel dopoguerra. Fare associazione è sempre stata un'esigenza di tutti i commercianti in generale, anche del nostro settore degli albergatori, avere, come dire, un punto di riferimento per quanto riguarda le attività sindacali, le normative, gli obblighi che negli anni si sono sempre, ahimè, purtroppo incrementati. È fondamentale avere un supporto da questo punto di vista, per cui è una realtà che ha un'importanza determinante, e molti associati vedono nell'associazione anche un punto di riferimento, appunto, per quanto riguarda il chiarimento di tanti aspetti talvolta anche complicati. Questo momento storico, per quanto riguarda le città d'arte e nello specifico Verona, potrei definirlo drammatico. È un termine forte, ma purtroppo rispecchia la verità. Noi da febbraio del 2020 viviamo una situazione veramente molto pesante. Abbiamo fatto delle chiusure prolungate di mesi nello scorso anno, arrivate a 5-6 mesi. Molte strutture hanno poi riaperto per poco tempo nel 2020 per poi richiudere ad ottobre e riaprire in questi giorni. Per cui noi veniamo veramente da un periodo pesantissimo, ancora oggi, che viene, ahimè, denominata e definita ripartenza. Ci sentiamo di dire che in realtà è una ripartenza molto soft, molto sottotono, che speriamo nel corso del tempo che si ridimensioni, si possa tornare gradualmente a condizioni di pre-Covid. I progetti in cantiere nostri dal punto di vista, io le parlo sindacale, è quello che dare un supporto a tutti i nostri associati affinché possano gestire questo periodo di ripartenza nel migliore dei modi, cercando soprattutto di fare pressing sulla nostra federazione nazionale perché possa intervenire sul governo in termini di supporto con contributi a fondo perduto per quanto riguarda la nostra attività, che fino ad ora sono stati molto marginali, in termini anche di supporto bancario per quanto riguarda i mutui, e cercando di alleggerire da un punto di vista del costo del lavoro quelli che sono oggi gli obblighi che gravano sulle nostre aziende. Credo che oggi rimettere in pista un'azienda sia estremamente complicato. Il costo del personale è la prima voce di passività per gli alberghi, per il settore del terziario in generale, per cui la cosa migliore sarebbe di dare un supporto in termini almeno contributivi. Tanto, voglio dire, la cassa integrazione sta già pesando molto sulle casse dello Stato. Meglio investire sulle ripartenze e fare in modo che tutti gli occupati tornino alle loro attività. Mi motiva, cosa vuole? Quando si opera a livello sindacale bisogna avere, come dire, un grande spirito di gruppo, un grande motivazione per cercare di farsi portavoce delle tante istanze che la categoria esprime. Io cerco di farlo nel migliore dei modi, talvolta non ci riesco forse, però ho sempre l'entusiasmo e la forza di combattere e di tenere alta la bandiera del settore del turismo e degli albergatori nella fattispecie. E abbiamo tanti argomenti, tante criticità, tante proposte da portare ai tavoli. Cerco di sintetizzarle nel migliore dei modi. Io ho una squadra di colleghi molto qualificata che mi aiuta e mi supporta, per cui sono fiducioso che nel prossimo futuro cercheremo di fare gli interessi della categoria, ma soprattutto della nostra città di Verona, che deve crescere sicuramente e da cui non possiamo certo prescindere.